Perché si chiamano tombe di giganti? E questo è uno degli argomenti più importanti, dobbiamo toglierlo subito da mezzo. Si chiamano così perché è stato fatto un errore. Il nome vero è tomba di giganti, non tomba dei giganti. Gli esponenti della comunità scientifica che hanno partecipato in questa decisione hanno pensato che dire tomba di giganti e dire tomba dei giganti avrebbe fatto la differenza, quindi diciamo la gente poi la chiama tomba dei giganti. Infatti ogni volta su Instagram quando posto un hashtag tomba di giganti sono pochissimi post, se poi scrivi tomba dei giganti ci sono tantissimi post, quindi il nome giusto doveva essere tomba di giganti, ma lasciamo perdere da dove arriva questa parola giganti. In realtà in sardo ancora ai giorni nostri si chiamino tumba de esos manos o qualcosa del genere. Io la pronuncia in sardo non è il mio forte, quindi la tomba dei grandi, la tomba di quelli che possono essere i parenti, i genitori, gli antichi, quindi diciamo la tomba dei grandi. E la parola grandi è stata in qualche modo trasformata in giganti. Una porcata perché comunque ha dato spazio allo sviluppo di tantissime leggende e teorie appunto sull'esistenza dei giganti in Sardegna. E quindi sono nate veramente delle due fazioni, quelle che credono nei giganti, che per fortuna è una piccolissima parte della popolazione, ragazzi. Pochissime persone credono a questa storia perché la gente locale la chiamava tomba di giganti perché vedeva che era grande, che quindi dentro ci potevano andare i giganti, quindi tombe di giganti. Io ne ho visto almeno una con i miei occhi, ma ci sono tante tombe di giganti dove dentro ci sta a malapena qualche persona normale, quindi ci sono le tombe di giganti in cui dentro non ci sta un gigante. Basta quello come indizio per capire come stanno le cose. Invece no, c'è comunque gente che ci crede perché c'è ancora molta gente che è convinta che i giganti esistano e siano esistiti in Sardegna. Per esempio, tutti questi disegni dell'antichità dove si vedono persone di normale statura vicino a persone enormi, noi immaginiamo che quella è la prova che nell'antichità gli antichi sapessero qualcosa riguardo degli esseri enormi. Quindi noi diciamo quei disegni antichi sono la prova che gli antichi sapevano dell'esistenza dei giganti. Invece la realtà delle cose è molto più semplice, noi dobbiamo prendere in considerazione la capacità di immaginare che avevano gli antichi. Allora, quando vedi quei disegni devi pensare che anche quelle persone hanno immaginato esseri enormi. L'immaginare i giganti è una cosa comune a tutta l'umanità. Noi abbiamo sempre fantasticato di questi giganti che ci schiacciano con il piede, perché poi il gigante è quello, non è alto 2 metri. Il gigante deve essere gigante, no? Non parliamo di uno scheletro di una persona che poteva essere alta 2 metri. Non è un gigante, ma anche 2 metri e mezzo, ma anche 3 metri. Non è un gigante. Ci sentiamo in un certo senso originali per questa storia dei giganti, ma invece siamo completamente, cioè, come tutti gli altri. Le storie di giganti sono in tutto il mondo, qualsiasi comunità ha parlato di giganti, cioè non c'è niente di nuovo, cioè la casa dell'orco è ovunque nel mondo, cioè non è... noi ci crediamo che questa storia di giganti sia un valore, ma è una cosa veramente comune a tutta l'umanità, in tutta la sua storia. Non è niente di originale, infatti non bisogna pubblicizzarlo più. I tempi sono maturi per fare veramente un taglio netto con il passato su questo argomento, chiamare queste tombe in un altro modo o chiamarle semplicemente tombe prenuragiche, tombe sarde, tombe a esedra, si possono chiamare in un sacco di modi, ma non più tombe di giganti.
Un'altra cosa assurda, quando poi sono state chiamate le statue di Monte Brama giganti, lì non c'è proprio alcuna giustificazione. Perché se per le tombe di giganti si è cercato di accontentare la volontà popolare, questo modo di chiamarle che ormai usavano tutti, per le statue di Monte Brama non c'è stato proprio nessun motivo veramente reale, se non quello di fare un artificio vero e proprio, di chiamarli giganti, senza alcun motivo. Perché quelle cose chiamate giganti perdono anche lì tutto il loro valore. Bisogna ricordare le persone che sono statue, cioè bisogna dire, oh guarda che sono le uniche statue, le statue a tutto tondo più antiche, cioè tu puoi dirlo quante volte vuoi, ma per la gente quelli sono giganti, e i giganti sono un'invenzione, sono una cavolata, sono una buffonata e perdono proprio di valore. Se noi invece avessimo chiamato quelle le statue di Monte Brama, le statue, la gente, oh le statue, wow, statue, e le più antiche statue, no? Cioè, il dialogo e la valorizzazione dell'oggetto in sé, reale, è molto più bello se lo chiami quello che è e non giganti. Perché la gente dice, ma non sono giganti, stessa cosa che succede per Atlanti, ma non è Atlanti, allora perde interesse. Quindi uno dice, ma non sono giganti, cosa sono? Sono altri 2 metri. Ok. Non solo, ma si è persa anche la capacità di raccontare queste statue, perché sono un pochettino grandi, questo è vero, ma come tutte le statue in generale, noi abbiamo perso l'occasione di raccontare appunto questo dettaglio delle statue di Monte Brama, che sono leggermente grandi perché i nuragici apparentemente avevano già capito anche loro che bisognava fare le statue leggermente più grandi della figura umana reale, in modo tale che all'occhio umano potessero comunque sembrare grandi, perché se tu fai una statua a grandezza naturale completamente, rimane leggermente piccola, non è molto celebrativa. Infatti ci sono alcune statue romane, anche a Cagliari, che possiamo vedere che sono leggermente più grandi della figura umana a grandezza naturale, e lo stesso si può dire delle statue in Monte Brama. Quindi non sono dei giganti, ma sono delle bellissime statue, e andava pubblicizzato così. Anche lì abbiamo perso l'occasione e ormai, vabbè, non c'è più nulla da fare. Abbiamo i giganti di Monte Brama, che poi quello è l'isola dei giganti, c'è questo pippone del Sinis che non finisce più. A un certo punto secondo me questi diranno, vabbè, abbiamo la civiltà del Sinis, e cercheranno di vendersi tutto da soli. È veramente triste. Comunque, in Sardegna non ci sono stati i giganti. E la parola giganti andrebbe leggermente depotenziata